Ciao ragazzi, benvenuti a Soave, questa perla, questo gioiello dell'est veronese in cui il biglietto da visita per eccellenza è ovviamente la storia, con le mura e il castello scaligero a dominare tutta la città sottostante. Ma questo è anche il paese del vino, perché qui è il cuore di una delle denominazioni di origine controllata più importanti a livello nazionale. Ma gli effetti del coronavirus si sono fatti sentire non soltanto nel comparto agricolo, ma anche forse in quella che è la nuova frontiera dell'economia di Soave, ovvero il turismo, che qui attrae le persone che cercano l'amenità, i buoni sapori, la voglia di tranquillità e anche, perché no, il piacere di riscoprire la storia. E su questo a Soave si sta scommettendo. Negli ultimi anni Soave è emerso alla cronaca proprio per l'aspetto turistico ed è questo proprio settore che è particolarmente in crisi nei mesi a venire. Qua abbiamo imprenditori che hanno voluto investire e che hanno avuto risultato in tutto questo. Io do solo un dato: si pensi che Soave nel 2019 è riuscito ad organizzare qualcosa come 200 eventi. Dobbiamo riuscire a mettere in campo un equilibrio affinché le attività produttive possano convivere, coesistere con quella che indubbiamente sarà una convivenza forzata con questa malattia. La speranza più importante è quella del ritorno del turismo sia a livello locale, a livello nazionale e anche a livello internazionale, perché anche, diciamo, non sembra, però a Soave ci sono tanti turisti americani, australiani, neozelandesi, tutte le nazionalità. Il rapporto umano con i clienti cambierà, perché visto e considerato che non ci sarà più il contatto e questo avvicinamento, cambierà anche il rapporto umano probabilmente. Si deve ripartire dalla voglia di fare e di essere molto elastici ed utili a tutti i nostri clienti, dare quello che chiedono nel limite dei possibili, sperando sempre di essere aiutati nel contorno che abbiamo noi qui a Soave, quindi il nostro castello, la nostra cinta muraria e tutto quello che ci va attorno.